buongiorno a tutti, buongiorno, buon venerdì 3 giugno 2022 a tutti. È mezzogiorno e 11 minuti e questa è una nuova diretta di Reni J. Oggi dobbiamo fare un doppio boosting di due articoli che ho preso circa un mese fa. Ok, io poi ovviamente come sapete seguo tante cose e quindi mi risulta molto difficile poi fare le live in tempo reale rispetto a quando faccio determinati acquisti, quindi le cose rimangono lì in attesa, come abbiamo visto nella mia ultima diretta dove diciamo ho aperto un libro che avevo preso ai primi mesi di quest'anno, mi pare a marzo, comunque parecchio tempo fa, parecchi giorni fa. Io ovviamente le cose non le tocco fino a quando non si presenta l'occasione di fare una live insieme a voi e così di poter aprire questi prodotti. Ok? Allora dovremmo essere in live sia su Facebook che su YouTube ed anche su Twitch. Ok, ho parzialmente risolto temporaneamente tutti i problemi con la chat, quindi se volete scrivere io dovrei riuscire tranquillamente a leggere i vostri messaggi. Ovviamente mi fa piacere per chi si è collegato, per chi si collega mentre sono in live, ma di solito io queste live le faccio principalmente perché poi verranno viste in differita in seguito sul mio canale YouTube. A proposito vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella perché è l'unico strumento che avete per sapere quando sono online, quando faccio le live. L'unico sistema è quello. Poi se vi piace il video, se vi piace quello che pubblico, mettete anche un like. Ok? Questo era doveroso dirlo. Praticamente gli acquisti che io ho fatto sono stati fatti tutti e due presso lo stesso negozio. Ok? Allora, questo negozio è ovviamente la Discoteca Laziale. Adesso ne prendo uno solo, vi faccio vedere bene il marchio, il logo, Discoteca Laziale, e poi vi faccio vedere l'indirizzo: via G. Giolitti 257 a Roma, telefono 06 44 71 4500. Ok? Allora, la Discoteca Laziale, voi lo sapete, io compro la Discoteca Laziale dagli anni 80, da quando si andava lì era a due piani la Discoteca Laziale, al piano di sopra, uè Robby Manu! Sì, momentaneamente sì, vabbè, è un'ora un po' tarda, diciamo, la gente sta mangiando, ma io purtroppo gli orari so quelli che ho. Benvenuto Robby Manu, mi fa piacere di vederti qui. Siamo collegati anche su Twitch, fatemi vedere su Twitch quanta gente c'è. 2, ok, vabbè, io tanto di solito le dirette le faccio per non registrare video e dover fare poi montaggi strani eccetera, quindi io faccio tutto quanto in diretta, così viene tutto registrato sui server soprattutto di YouTube ed anche di Facebook, perché anche Facebook le dirette le mantiene vita natural durante, anche tra l'altro io oramai facendo dirette da lontano 2016, oramai Facebook tutti i giorni mi ricorda che io ho fatto una diretta, perché non c'è stato un anno che io tutti i giorni facevo dirette, però negli anni ovviamente sommando tutti i giorni e tutte le dirette che ho fatto alla fine ne viene quasi una al giorno, quindi Facebook che ti fa vedere tutti i ricordi, tra i vari ricordi, perché io sono registrato a Facebook addirittura con il mio attuale account dal 2008, perché io vi ricordo che avevo un altro account che purtroppo le password sono andate perse, vuoi anche per diciamo la dismissione delle mail che all'epoca erano associate agli account. Io mi registrai per la prima volta a facebook.com quando Facebook in Italia ancora non c'era, ed era il 2006, avevo totalmente un altro nickname, totalmente tutto diverso era, me lo fece conoscere un mio amico, un mio carissimo amico che saluto,
e quindi niente, praticamente dal 2006, poi nel 2008 feci questo account che invece era quello mio reale, quello ufficiale, perché Facebook arrivò prepotentemente anche in Italia, in Europa ed anche in Italia, e quindi dal 2008 che sono registrato a Facebook, quindi dal 2008 a oggi i ricordi miei sono tantissimi, e in mezzo ai ricordi c'è sempre una live che io ho fatto. Mi fa piacere che Facebook mi fa anche vedere le live che io facevo dalla macchina quando accompagnavo o andavo a riprendere mia figlia a danza, ginnastica artistica, insomma tutte queste cose che io mettevo il telefonino che guardava avanti con degli effetti che all'epoca proponeva direttamente Facebook, e niente, e mettevo della musica. All'epoca Facebook addirittura registrava le live in mono, c'era tutta la diatriba, mono, stereo, usiamo li rig, non usiamo li rig, sempre cose che riguardano il DJing, perché all'epoca le live io le conobbi proprio grazie a un gruppo enorme di DJ italiani che facevano live su Facebook, mixando soprattutto con i vinili, che io ovviamente, voi sapete, dagli anni 80 che ho vinili, non a caso oggi dovremmo fare l'unboosting di alcuni vinili. Ora, prima di tirare fuori, qui ce ne dovrebbero essere due, sì, sono due vinili. Allora, vi dico che io questi due vinili ovviamente li ho comprati all'epoca che sono usciti. Allora, qui c'è un artista che ha avuto un enorme successo negli anni 90, anche se poi venne trattato molto male, diciamo, dalla critica, e affrontò, diciamo, un periodo un po' scuro. Dopodiché tornò alla ribalta, anche dopo aver presenziato ad una trasmissione con il grande molleggiato Adriano Celentano, trasmissione che io vidi proprio in diretta quando venne trasmessa, e Adriano ne parlò molto molto bene di questo cantante che poi si è ripreso e ancora oggi diciamo canta. Questi sono degli album ristampe di quelli che io ho consumato quando ero giovane, diciamo nei fine anni 80, primi anni 90. Sono degli album che contengono dei brani molto molto belli e i primi grandiosi successi di questo artista. Allora, fatta questa premessa, vi faccio vedere. Uno l'ho comprato anche perché è autografato, questi sono, tra l'altro, sono stati scocciati insieme, perché io ho fatto l'acquisto online e poi sono andato di persona a prenderli. A proposito, un attimino solo, vedete questo simbolo? Questo è della discoteca laziale. Io vi ho già parlato in altre dirette, però non mi stancherò mai di parlare di questa discoteca laziale. Allora, se ci andate oggi, perché io vi ho descritto, era a 2 piani, ma era una volta, adesso al secondo piano c'è tutto il magazzino e tutta la distribuzione dei prodotti tramite internet e tramite diciamo anche Amazon. Loro hanno anche un negozio dentro Amazon, e invece al piano di sotto loro ci tengono tantissimo che più gente possibile vada a visitare il loro negozio. Allora, il loro negozio, che è, come abbiamo detto, al piano terra, e poi si scendono delle scalette, è pieno di vinili. Poi ovviamente troverete anche CD, DVD, Blu-ray, quel che volete, ma è pienissimo di vinili. Non dico come era negli anni 80-90, perché purtroppo quei periodi non torneranno più, però rispetto a tantissimi altri negozi di dischi, poi un'altra prerogativa c'è. Discoteca Laziale, diversamente pure da 1000 Record Store, che è un altro negozio di dischi a Roma, che mentre 1000 Record Store ci ha solo usato, non trovate neanche un vinile nuovo. Alla discoteca laziale trovate tutti i vinili nuovi, non ne hanno neanche uno usato, quindi sono tutte ristampe, tutte stampe di artisti sia nuovi, che ancora preferiscono fare uscire diciamo i loro successi su vinile, ed anche vecchi artisti che fanno le ristampe o anche che pubblicano i loro successi. Per esempio c'è Giovanotti, che adesso a fine anno dovrà uscire con il suo nuovo album, che in digitale già è uscito, però si sta secondo me anche la casa discografica, diciamo
tutti quanti vorranno fare un bel cofanetto vinilico per Natale. Sicuramente troveremo, però oltre a lui ci sono tantissimi artisti, e andate a vedere anche il sito internet www.discotecalaziale.com, perché qui trovate un sacco, ma un sacco di roba. E oltre a questo, ovviamente, sopra non compare perché non l'ho scritto, ma c'è anche il sito internet www.ilmondodelvinile.it, dove troverete tanti vinili acquistabili su Amazon, e molti arrivano addirittura il giorno dopo. Molto interessante è l'area che io ho dedicato ai vinili in uscita, cioè quelli che usciranno tra 1, 2, 3 e neanche 4 mesi. Io spesso ho comprato, tra l'altro mi dovrà arrivare il 15 giugno, quindi manca ancora qualche giorno, e l'ho comprato all'epoca, l'LP degli Snap, ok? Che sarà un bellissimo LP giallo trasparente. Io l'ho comprato un paio di mesi fa e deve uscire il 15 giugno. Il bello di comprare su Amazon i vinili in preordine, quindi quelli che ancora non sono usciti, è che Amazon vi garantisce il prezzo minimo. Cioè, se da quando voi fate l'acquisto Amazon, diciamo, non si prende i soldi immediatamente, voi fate l'acquisto e garantite che l'acquistate. Quindi Amazon è sicuro che voi avete fatto l'acquisto, perché ci dovete mettere tutto come se l'aveste comprato. Se quell'oggetto va in offerta anche per un solo minuto, voi lo pagate al prezzo minimo che stava in quell'offerta. Mettiamo che un disco costa 30 euro, ok? Poi va in offerta a 28 per 3 giorni, poi ritorna a 30 euro, poi scende a 26 per una settimana, poi ritorna a 30, poi mettiamo che scende a 20 per 2 ore, voi lo pagate 20, ok? Quindi questa cosa di Amazon, che da quando voi fate un ordine a quando Amazon effettivamente spedisce il bene, c'ha il prezzo minimo garantito. Quindi pure se per un minuto, per un'ora, per pochissimo tempo, quelle che si chiamano offerte lampo su Amazon, quel bene va in offerta, voi lo pagate al prezzo minimo che ha raggiunto quel bene che voi avete acquistato. Ok? Detto questo, su Amazon, su tutto, andiamo a vedere chi è l'artista misterioso. Eccolo qui, adesso voi lo vedete benissimo, ecco qua. Questo è Marco Masini. Ovviamente io gli originali dell'epoca di questi vinili li ho ricomprati per due motivi. Il primo motivo, coltellino rosso! Wow! Mi devo inventare qualche cosa con sto coltellino rosso che mi accompagna dal 2000, quando facevo gli unboxing. Adesso piano piano anche su YouTube voglio ripubblicare tutti i vari unboxing di vinili e di altre cose che ho fatto. Sto coltellino rosso sta con me dal 2016, quindi mi devo inventare qualcosa. Allora, leggerissimamente vado a tagliare lo scotch che teneva, era solo quello, ok. Ciao coltellino rosso, wow! Effetti speciali offerti da Canale 5, Italia 1, Rai 1, Rai 2, Rai 3, TV Action e TRE. Allora, questo è quello che doveva essere autografato. Eccolo qua, il cielo della Vergine. E infatti l'autografo, eccolo qua, Marco Masini. Ok? Allora, rispetto ad una volta i dischi venivano fatti uscire in singolo vinile nero, ok? Questo è il cielo della Vergine, per la prima volta stampato in due vinili. Qui dentro ci sono due vinili, quindi doppio vinile. Vado a leggervi. Allora, perché stampare due vinili invece di uno? Allora, la qualità audio del vinile aumenta al diminuire dei minuti registrati su ogni singola facciata, ok? Quindi quando io facevo il DJ con i giradischi, ovviamente Technics, che vedete anche sulla maglietta, si vendevano tantissimi dischi mix. I dischi mix nella media, nella stragrande maggioranza, avevano due versioni al lato A e due versioni al lato B, ok? Questo perché era l'ottimale per rendere la qualità, la durata del vinile, diciamo tutta una serie di caratteristiche
del vinile stesso al massimo possibile. Quindi un vinile conteneva 4 brani, 2 al lato A, 2 al lato B. Poi, indipendentemente dalla velocità, ovviamente 33 giri gira più lentamente, il 45 giri come velocità di rotazione dava una qualità maggiore. Ok, quindi anche molti mix, quindi grandi come questo, 12 pollici, giravano a 45 giri. Ok, questo per aumentare ancora di più la qualità della registrazione. Però diciamo che poi la maggior parte dei dischi mix, per fare entrare ovviamente più tempo, più minuti all'interno di una singola facciata, l'hanno fatti girare a 33. Allora, questo disco, Il cielo della Vergine di Marco Masini, ha sul lato A una canzone che ha fatto scalpore proprio perché aveva una parola nel titolo che all'epoca fece un sacco di scalpore, e infatti trattasi di Bella stronza. Ok? Poi c'è Il cielo della Vergine, sempre al lato A. Al lato B c'è Frankenstein, Il morbo di Beautiful, era una canzone che a me piacque tanto, non ebbe tanto successo, però i film menzionati all'interno di questo brano erano tanti ed erano cult. E quindi Il morbo di Beautiful si riferiva al fatto che uno non si vedeva più La corsa delle bighe di Ben-Hur, Casablanca, La Ciociara, eccetera, quindi tutti i film cult, per però vedersi le puntate di Beautiful in televisione. Andava tanto Ridge, eccetera, e tutti i personaggi di Beautiful. Io sono sincero, Beautiful non l'ho mai visto. Cioè, all'epoca io, essendo nerd, mi vedevo Riptide, Supercar, Street Hawk, Manimal, A-Team, tutti questi qua, insomma, i tra virgolette polizieschi, un minimo fantascientifici. C'era anche Tuono Blu, l'elicottero spettacolare, insomma, avevano fatto tutto. Avevano messo il futuro su tutti i mezzi di trasporto tra un po'. E poi c'è Cuccioli. Quindi l'LP2 lato A, Principessa e Volersi male, LP2 lato B, Fatti furbo, 0, Tempo buttato via. Guardate che bello però che adesso purtroppo con i riflessi stesso del monitor e della telecamera magari non si vede. Tanto poi troverete le immagini nella copertina di questo. E questo è Il cielo della Vergine. Prima volta doppio vinile, per la prima volta in doppio vinile. Ok? Ovviamente, avendo preso quello come ristampa, ho visto che nello stesso periodo usciva anche questo come ristampa, e diciamo l'ho pagato anche molto poco perché mi pare che ho approfittato di un'offerta. Questo è singolo disco, Ti innamorerai di Marco Masini, e questo pure è un disco che ha avuto un successo planetario. Era il 1993 quando uscì questo disco di Marco Masini, ed anche questo iniziava, mentre qui abbiamo visto Bella stronza, un'altra canzone di Masini che fece uno scalpore enorme che si chiamava appunto Vaffanculo. Ok? All'epoca Masini ce l'aveva con tutto il mondo, dato che gli chiudevano tutti quanti le porte in faccia. Ok? E gli dicevano: tu non avrai mai successo come cantante, tu non sarai mai nessuno, e quindi praticamente lui se la prese con il mondo. Ok? Qui al lato A, questa è esattamente la ristampa del vinile originale, niente di più e niente di meno. Però è il bello che qui ovviamente non posso farvelo vedere perché la videocamera non lo metterà mai a fuoco. Il primo è quando è stato pubblicato la prima volta, e l'altro sono i copyright rinnovati 2022 The Sci-Fi Group. The Sci-Fi Group, andate anche sul loro sito, sta facendo le ristampe di un sacco di vinili, di un sacco di cose, e comprandole anche dal loro sito qualche volta risparmiate anche se la discoteca laziale ho visto che mantiene il prezzo. Ovviamente su The Sci-Fi Group loro non hanno un negozio fisico, dovete pagare le spese di spedizione. Per me, che andavo ad accompagnare mia figlia che fa teatro al Brancaccio, che è molto vicino a Roma Termini e alla discoteca laziale, a me poi fa tanto piacere rientrare dentro quell'ambiente, sfogliare vinili nuovi,
anche a me fa piacere anche andare, perché sta proprio sulla stessa strada del Brancaccio, andare da 1000 Record Store, 1000 Records che prima stava a via dei 1000, ok? Adesso sta a via Merulana. Comunque lì ci sono tutti i dischi vecchi e diciamo ultimamente sto investendo dei soldi su dei dischi nuovi piuttosto che su quelli vecchi. Ok, di quelli vecchi ce n'ho oramai oltre 6.000. Tra l'altro dobbiamo cominciare, se ce la faccio, se ci riuscirò, questo pomeriggio farò un'altra live e inizieremo. Lì c'ho un bustone di dischi pronti da essere archiviati, perché come sapete, come ho detto spesso nelle mie live, io ho archiviato circa 2000 vinili, me ne mancano da archiviare circa 4000, quindi lo volevo fare live insieme a voi, aggiungere diciamo questi 4000 dischi e passa al mio archivio direttamente live. Io ho l'archivio che nacque su Commodore 64, venne spostato su Amiga ed infine sul PC. Vedo che mi stanno arrivando dei messaggi su Telegram nel gruppo Amigaita, t.me/Amigaita, è un gruppo Telegram dove sono iscritti oltre 700 persone, che mi sta dando parecchie soddisfazioni. Stavo dicendo appunto che dovrò archiviare sul file che poi venne portato alla fine da Amiga PC su Excel. Adesso Excel non ha più neanche il limite di righe, anche se prima il limite era 65.000 righe, quindi non ci sarei lo stesso mai arrivato. E quindi tra l'altro voglio anche aggiornare le informazioni disponibili per quei 2000 che ho già archiviato, perché quei 2000 all'epoca, avendo soltanto un Commodore 64 prima e un'Amiga dopo, la memoria era quella che era e le colonne utilizzabili erano quelle che erano. Infatti c'è l'autore, c'è il titolo del disco, il tipo del disco, se è un mix, se è un picture disc, se è un colored, diciamo c'era il tipo di vinile, poi c'era il numero di archivio che io lo mettevo con etichette Tico White, tipo queste, tagliate ovviamente a dimensione, o anche quelle con cui si mettevano le protezioni sui dischi da 5 pollici e un quarto, quelle rettangolari che erano già così, ma io qui mi pare che ho messo da parte centinaia e centinaia, devo ritrovarle perché entro oggi pomeriggio mi riserviranno, centinaia e centinaia di etichette della Tico White, piccoline a misura, che vanno poi in alto qui. Io le metterò qui tutte quelle etichette, in modo da andare poi a fare delle ricerche per autore, per titolo, quello che ci pare, e trovare appunto il vinile relativo nello scaffale dove io li andrò a mettere tutti in ordine numerico. Ok? Detto questo, quindi questo è Marco Masini. Allora, al lato A troviamo Vaffanculo, come abbiamo detto, Ti innamorerai, Cantano i ragazzi, bellissima canzone di Marco Masini, e poi Paura d'amare. Poi al lato B, la prima è Dio non c'è, La libertà, Voglio volare, Anna viviamo e un piccolo Chopin. Questo è il contenuto di questo album di Masini che si intitola Ti innamorerai. Ok? E adesso è arrivato il momento di fare l'unboxing di quest'altro. Allora, quando sono andato a ritirare questi due vinili che io avevo preordinato, ovviamente avevo 2 ore di tempo, il tempo che mia figlia faceva teatro, per girare per la discoteca laziale. Non avevo intenzione di comprare altre cose, anche perché ultimamente ho quasi tutto e le ristampe che stanno uscendo poco mi interessano. Però mi sono trovato davanti questo di un altro grandioso artista degli anni 90 e non potevo lasciarlo lì assolutamente, anche perché di quest'artista c'ho tutto, praticamente tutto quello che è uscito, sia su vinile sia su CD, c'ho anche diverse cassette. Questo artista ancora ci accompagna durante tutti i viaggi con delle compilation. A proposito, trovate anche delle compilation sul mio canale Mixcloud, www.mixcloud.com/Renato De Vita. Lì trovate un sacco di cassette e compilation che io ho digitalizzato, anzi devo ricominciare a pubblicare delle compilation su quel canale, perché è fermo da anni. Ok? Allora andiamo a vedere chi c'è qui. Guardate un po'.
Time out, time out, time out. Vedete qui che cosa c'è scritto: 2007-2022, 15° anniversario, edizione limitata e numerata. Questo è il numero molto basso, 242, limited edition 242. Lui è Max Pezzali, lo ricorderete, fa parte degli 883 che hanno avuto un successone, cioè il loro primo disco, Hanno ucciso l'uomo ragno, è stato un successone planetario talmente grande che poi hanno replicato con La donna al sogno, il grande incubo e tanti altri. Io sto ancora aspettando che il grande Max Pezzali, anche più che lui c'entra poco, le varie case discografiche pubblicano di nuovo su vinile La dura legge del gol, e se possibile su picture disc, come fu il picture disc che io mi sono perso La dura legge del gol, che c'era disegnato un bel pallone su un lato, me lo ricordo, che era giallo e nero, bellissimo. Quel picture disc lo trovate su Disco, che ha raggiunto dei prezzi proibitivi per l'acquisto di gente comune. Se lo possono permettere soltanto grandi collezionisti. Quindi questo è un vinile 180 grammi, tra l'altro rosso, come si legge qui, 2007-2022, vinile 180 grammi rosso. Allora, qui al lato A c'è Torno subito, Time out, Profumo, poi c'è Il presidente, Esserci. Al lato B invece c'è Il meglio, I filosofi, Sei fantastica, Chiuso in una, Sottosopra, Chiuso in una scatola, scusate, Sottosopra e La strada. Ovviamente vedete come sono scritti questi, vedi, Chiuso in una scatola, La strada, Sottosopra, quindi Sei fantastica, Time out, Torno subito, quindi Il presidente, vedete, bellissimo, I filosofi, bellissimo, bellissimo questo disco. Tra l'altro questo dovrebbe essere anche questo singolo vinile, e infatti dice lato A e lato B, sono tanti brani. Vediamo anche questo, PEC 2007, vietato il noleggio. Strano che non parla di 2022. PEC 2007, sono d'accordo, ma questa è la versione speciale 2022 e lo devono scrivere, che pure ovviamente nei copyright adesso ci hanno messo pure che è proibito il broadcasting. Broadcasting che significa? Quando noi facciamo una live, quindi parlo soprattutto di noi DJ, che facciamo le live con i vinili o con musica MP3 anche acquistata su siti regolari, loro concedono in licenza per uso privato questi dischi e questi MP3, i CD e quant'altro. Quando uno si mette in diretta comincia a fare broadcasting ovviamente in digitale, e può avere un numero, diciamo, pressoché illimitato di spettatori. Magari uno ce n'ha soltanto 2-3, come dico io avrei fatto un algoritmo, visto che hanno fatto degli algoritmi basati sull'intelligenza artificiale che in tempo reale riescono a riconoscere un brano che tu hai messo e ovviamente ti bloccano o prendono provvedimenti o mutando quel brano. Allo stesso modo potrebbero mettere un algoritmo che dice fino a che, non so, una decina, 15 persone, diciamo che bisogna definire bene l'uso privato, che cosa comprende. Cioè, se io faccio una festa di compleanno a casa, io ovviamente questo lo posso usare, lo posso mettere nella festa di compleanno. Si presume che dentro una casa normale ci possono essere 10-15 persone. Ora, se io faccio una live e ho 10-15 spettatori, lasciatemi andare, non è un problema, ok? Diverso è se comincio ad avere 100, 150, 200 spettatori, tra l'altro che cambiano, quindi le visualizzazioni aumentano,
la gente che può ascoltare quel brano aumenta, in quel caso diventa come alla stregua di una radio FM che ha delle spese enormi di mantenimento dovute anche ovviamente ai diritti di copyright, se li vogliamo chiamare SIAE come vi pare, perché poi a livello mondiale la SIAE è italiana, a livello mondiale intervengono altre forme di protezione del diritto d'autore, ok? Quindi io sono, diciamo, d'accordo fino a un certo punto per quanto riguarda i blocchi che Facebook, YouTube e simili impongono, perché se uno è entro un limite di un tot di persone, secondo me si può quasi considerare una privata diffusione, e quindi diciamo, anzi è quasi una pubblicità gratuita che uno fa ad un brano, ad un disco, ok, o ad un autore. Ok, è come se io, ecco, come fa Giovanotti anche su TikTok, comincio a leggere le poesie che sono nel libro di cui lui è uno di quelli che ha contribuito alla stesura, non scrivendo poesie ma scegliendole. L'ultimo libro di Giovanotti che è uscito, lui ogni tanto fa un video corto di un minuto, anche perché quelle sono poesie molto brevi, e lui le legge. In quel caso in teoria andrebbe bloccato, perché quelle poesie sono coperte da diritti d'autore che sono anche i suoi stessi, perché ovviamente gli arrivano anche a lui, però sono coperti da diritto d'autore, l'autore di quel libro. Insomma, dicendo questa cosa, io vi ringrazio di avermi seguito fino a qui. Non so se oggi pomeriggio, se ce la faccio, mi farà tanto piacere iniziare questo enorme lavoro di archivio di circa 4.000 vinili più i 2.000 che però poi riprenderemo alla fine. Alla fine, quando ho finito di archiviare bene i 4.000, riprenderemo i 2.000 in mano. Conto di farne però circa un centinaio al giorno, e ci vorranno un paio d'ore andando a prendere tutti i link, Discogs, andando a prendere tutte le informazioni di quel disco, perché adesso sono disponibili, mentre prima bisognava, a parte che ovviamente prima i tempi erano pure diversi, io ci vorrei mettere anche che etichetta è uscito il disco, ci vorrei mettere l'anno che mi manca, l'anno di uscita, poi quantomeno pure, se ci riesco, il codice a barre di ogni singolo disco, ovviamente non proprio il codice a barre ma il numero associato al codice a barre. Non penso di riuscire a mettere tutti i brani contenuti negli LP, perché io anche di LP ne ho tantissimi, però non mi posso mettere a scrivere pure tutti i brani, perché poi comincia a diventare un lavorone enorme. Magari quello è un lavoro che, una volta archiviati i singoli vinili, possiamo riprendere solo anzi no, non solo i 33 giri, perché pure i dischi mix dei DJ avevano diverse versioni, ogni versione ha il suo nome. Non solo, ma ci sono dei dischi in cui magari ci sono 4 brani, 3 sono lo stesso brano in diverse versioni e uno magari è un altro brano diverso, ok? Quindi poi metterci il contenuto di ogni singolo vinile sarà un lavoro che verrà fatto in seguito, anche perché mi piacerebbe veramente avere un bel archivio solido e ben fatto dei miei vinili, che poi Discogs ti permette di farlo sul loro sito, ma a me non mi va di appoggiarmi al sito di Discogs. Magari un domani, pure per vedere uno, diciamo, a quanto ammonta la propria collezione in valore, proprio in valore economico, la propria collezione di dischi, magari si mette su Discogs, ma Discogs è un attimo, io prendo un lettore di codice a barre, che ce n'ho tantissimi, mi sparaflasho questo numero, e lì dove non c'è il codice a barre, c'è solo il numero, metto il numero, su Discogs mi esce proprio quello, faccio aggiungi all'archivio, aggiungi che ce l'ho, e ci vuole un secondo, non devo scrivere nulla con la tastiera, e quindi sarebbe molto più rapido fare un archivio su Discogs. Il problema però è che Discogs non ti permette di fare l'esportazione poi per averlo tu privato, stanno sul sito, quindi quella è una cosa pure che posso anche farla contemporaneamente, però voglio avere un archivio mio, non utilizzerò Excel, perché Excel mi dovrei disegnare una maschera mia, una cosa, preferisco una cosa proprio molto semplice, molto immediata, anche con le ricerche Excel è validissimo,
ti mette a disposizione tutte le colonne, poi te le puoi spostare le colonne come te pare, a destra, a sinistra, puoi mettere prima l'autore, poi il titolo, quello che ti pare, l'anno, poi te li puoi ordinare come ti pare, cioè Excel è un'ottima risorsa. Tra l'altro io utilizzo pure una versione vecchissima come il cucco di Excel, perché ho il 2010, però è più che sufficiente per quello che faccio. Tutte le immagini che voi vedete, che io pubblico sul repository di Amiga Ita, o tutte le copertine che voi vedete su YouTube stesso, e quelle sono state fatte tutte con PowerPoint 2010, con PaintShop Pro, addirittura mi pare la versione 7, una delle versioni vecchissime quando era ancora JASC, PaintShop Pro, e un paio di altri programmi, però soprattutto io utilizzo PowerPoint di Microsoft del 2010, che ancora a me va benissimo. Questo per farvi capire che non c'è bisogno sempre dell'ultima versione dei programmi per fare le cose, mentre invece per elaborare i video, in quel caso sì, perché ti mettono a disposizione, oltre che una compatibilità hardware per fare poi la compressione del video diversa, sia perché ti mettono a disposizione degli effetti nuovi sui video. È un po' diverso, siamo sul divenire, sui video ti permette di fare un ritaglio per fare uno sfondo anche senza green screen, insomma stiamo andando avanti parecchio per il video. Per le immagini invece più o meno quelle siamo. Certo, bisognerebbe imparare ad usare Photoshop, ma Photoshop è molto molto complicato e fa molto molto di più di quello che è necessario a persone come me. Ok? Detto questo, non mi rimane che salutarvi. Vi ho tenuto con me una quarantina di minuti per fare l'unboxing di 3 vinili. Abbiamo visto in chiusura, facciamo vedere, questo è Ti innamorerai di Marco Masini, questo è Il cielo della Vergine di Marco Masini, e poi abbiamo visto Time Out di Max Pezzali, tutti quanti acquistati alla Discoteca Laziale. Eccoci qua il logo della Discoteca Laziale. Qui vi faccio vedere il sito www.discotecalaziale.com e qui vi faccio vedere l'indirizzo, ve lo scorro a mano. Allora, via Gigio Litti 257 Roma, telefono 06 44 71 4500. Ok? Quindi su questa scritta io vi ricordo di visitare i miei siti internet. Sono www.classe74.it, dove troverete tante cose riguardo Amazon, anche pagine segrete e nascoste, anche diciamo cose inerenti agli anni 80 come Terminator, Alien, Ritorno al futuro e chi più ne ha più ne metta, Star Trek. Per Star Wars c'è anche il mio sito www.starwarsstore.it. A breve dovrò aggiungerci qualcosa che riguarda il nuovo telefilm, chiamiamolo telefilm, diciamo la nuova serie Obi-Wan Kenobi, di cui esce un nuovo episodio sul Disney Plus ogni mercoledì. Ne sono usciti già 3, diciamo la prima serie completa saranno 6 episodi, quindi stiamo a metà. StarWarsStore.it, a breve ci sarà un'area dedicata proprio a Obi-Wan Kenobi. Ok? Poi voi sapete che io sono un patito anche di Lego, ok? A breve farò un filmato dove monterò un Lego che ho lì dietro, un Lego Shuttle. Monteremo insieme lo Shuttle in live, ci vorrà un'oretta circa perché non è complicatissimo, e quindi vi consiglio di vedere www.legolando.it. Legolando troverete tanti set Lego disponibili appunto su Amazon. Ok? Se poi siete appassionati di musica o anche DJ, vi consiglio di vedere www.renijstore.it. Su Renij Store troverete giradischi, trazione diretta e trazione a cinghia. La trazione diretta è quella che ha il motorino direttamente attaccato al piatto, mentre la trazione a cinghia è quella che utilizza una cinghia tra il motorino, quindi la rotazione del motorino, e il piatto. Poi ci sono CDJ, i lettori CD che leggono anche MP3 eccetera, per DJ. Poi ci sono gli MDJ che sono quelli che leggono solo le pennette, ok? Quindi poi ci sono tutti i vari mixer,
amplificatori, casse, sia attive che passive. Le casse attive sono quelle autoalimentate e non hanno bisogno di un amplificatore, mentre quelle passive sono quelle che hanno bisogno di un amplificatore per poter funzionare. Poi ci troverete tutto il necessario per fare le dirette, webcam, green screen, gli Orion, i cerchi luminosi, diciamo, per illuminare quello che state riprendendo. Ho detto già, microfoni, webcam, tutto l'occorrente che serve per andare in diretta. Su grande richiesta ho aggiunto anche altre due aree. Una è dedicata ai mobiletti, ne ho uno qui vicino a me e uno lì di sterei stile anni 90, dove voi potete mettere tutto il vostro apparato di intrattenimento, perché negli anni 80-90 gli sterei erano composti da più pezzi: amplificatore, radio, giradischi, piastra, lettore CD, erano tanti pezzi. Adesso voi ci potrete mettere, che ne so, la PlayStation 4, la PlayStation 5, l'Xbox, l'amplificatore, se volete metterci un amplificatore 5.1. Diciamo, sono sempre dei mobiletti stile diciamo, sono moderni, stile anni 90, dove voi, con tanti ripiani, dove voi potete mettere, diciamo, tutti i componenti del vostro impianto videoludico. Ok? C'è anche www.ilmondodelvinile.it, dove troverete diciamo varie categorie in cui ho raggruppato diversi vinili, tra i picture disc, i vinili colorati, i vinili in edizione speciale, vinili autografati, vinili in prossima uscita, vinili di musica italiana. Insomma, l'ho tutti separati, tutti divisi, tutti i vinili che trovate su Amazon. Io sto un po' fuori da Amazon da un paio di mesi per quanto riguarda i vinili. Spero di rimettermi a paro quanto prima e di andare ad aggiornare questo sito, che però è sempre pienissimo di vinili, ce ne sono migliaia dentro, quindi potete tranquillamente andarlo a vedere e magari trovare un vinile che cercavate da un po', e lì invece è bello a portata di mano. Ok? Ho parlato, come diceva nella serie Mandalorian, e quindi ora ci salutiamo. Sono le 12:53 di questo 3 giugno 2022. Ok, siamo stati insieme 3/4 d'ora, dai. Grazie mille per avermi guardato live, grazie a chi vedrà questa live in differita registrata su YouTube, e vi saluto e vi do appuntamento alla prossima live, che ripeto, forse, se non ci sono imprevisti, potrebbe essere anche oggi pomeriggio. Grazie a tutti, grazie.